Ciao, bentrovati. Oggi ho proprio voglia di mangiare il pane tradizionale sardo su cocoi e quindi lo preparo con pochissimi ingredienti: 1 chilo di semola rimacinata di grano duro, 500 ml di acqua tiepida, 2 cucchiaini rasi di sale e 10 g di lievito di birra fresco. Quindi verso in una planetaria, perché ho deciso di lavorare in planetaria, ma si può fare tranquillamente a mano. Verso l'acqua nella planetaria, ne lascio proprio un pochino perché poi mi servirà dopo per sciogliere il lievito. Vado a versare anche tutta la semola e faccio lavorare bene questo composto per 5-10 minuti. Quando acqua e semola sono lavorati bene, lascio riposare qua dentro per una mezz'ora buona. Dopo una mezz'oretta, quando acqua e semola hanno riposato, vado a prendere i 10 g di lievito di birra fresco e li sciolgo in quel pochino d'acqua che ho tenuto da parte prima. Sciolgo bene, quindi verso il lievito e da un lato verso pure il sale. Riattacco la planetaria, faccio partire e lascio lavorare ancora una decina di minuti. A mano lavorate un po' di più, a pugni pieni, lavorate bene 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 fino a quando avrete ottenuto un impasto bello bello liscio. Quando l'impasto è stato ben lavorato e ha assorbito per bene lievito e sale, lascio riposare ancora una mezz'ora. Dopo mezz'ora di riposo prendo l'impasto dalla ciotola qua, gli do una leggera impastata e vado a tagliare dei pezzi. Faccio delle forme a mia fantasia e vado a sistemarli su una teglia da forno con carta forno. Dato forma al pane, vado a coprirlo. Io uso un telo in plastica e lo lascio lievitare, deve raddoppiare il suo volume, dopodiché andremo a fare i tagli con le forbici. Ed eccoci, dopo circa 2 ore, questo è il pane lievitato, quindi cominciamo a fare dei tagli.
Porto il pane in forno preriscaldato a 200 gradi per i primi 20 minuti, dopodiché abbasso la temperatura a 180 per ulteriori 15-20 minuti. Comunque controlliamo, quando il pane è bello dorato e bello cotto, possiamo toglierlo dal forno. Il pane è cotto e che profumo che c'è! Lo lasciamo raffreddare un attimino prima di andare ad assaggiarlo. Il coccoi è pronto, è leggero come una piuma, profumatissimo e non vedo l'ora di assaggiarlo. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi e condividete il più possibile con i vostri amici, così mi aiuterete a far crescere questo canale. Sotto in descrizione troverete i semplici ingredienti per provare a realizzare a casa su coccoi.